Benvenuti a Veneto in Transizione. La puntata di oggi è dedicata al mondo digitale e alla comunicazione web. Viviamo sempre più connessi, cellulari, computer, smartphone sono il nostro pane quotidiano, ci informiamo online, compriamo online, ci relazioniamo online. La tecnologia ci offre veramente tante opportunità, ma l'Italia a che punto sta rispetto all'Europa? Lo abbiamo chiesto al Digital Champion italiano Riccardo Luna. Come viene nominato il Digital Champion italiano e qual è lo scenario italiano del mondo digitale? Allora, è una figura voluta dall'Unione Europea qualche anno fa con l'obiettivo di rendere ogni europeo digitale, cioè a proprio agio con il mondo delle nuove tecnologie di Internet. A settembre il governo ha nominato me, sono il quarto Digital Champion italiano della storia. L'obiettivo è molto ardito in Italia perché ci sono 24,4 milioni di italiani che non hanno mai acceso un computer per collegarlo alla rete, quindi è un numero immenso, da solo è un'impresa impossibile. Per questo ho deciso di dividere la mia carica con una persona in ogni comune italiano e sto cercando in ogni comune italiano degli attivisti appassionati di digitale che insieme a me come volontari contribuiscono a diffondere la cultura digitale, vuol dire insegnare anche internet al proprio nonno, al proprio nipotino o al proprio datore di lavoro. Oggi avete presentato anche i giovani ambasciatori del mondo digitale, quindi tra i giovani è già più diffusa questa mentalità? È ovvio che i giovani sono molto più a proprio agio con le nuove tecnologie. A chiamarle anzi nuove tecnologie fa un po' ridere visto che internet è stato inventato 40 anni fa e il web più di 20 anni fa, diciamo col digitale. È anche vero che gli adolescenti, per esempio, quello che loro manca è la consapevolezza anche dei rischi, davvero di quello che succede quando stanno in rete. Magari lo usano moltissimo ma non sanno che quello che accade davvero quando vai su Facebook, quello che accade davvero quando vai su Google, in che maniera i tuoi dati possono essere utilizzati o strumentalizzati, quindi un po' di consapevolezza in più serve anche a loro. Diciamo il problema fondamentale è insegnare internet a chi non l'ha mai usato, ma anche chi lo usa oggi, un po' di cultura digitale gli serve a evitare dei problemi. E un confronto con i giovani europei rispetto appunto agli italiani? Noi siamo in questo momento l'ultimo e il penultimo paese d'Europa, a seconda di come guardi le statistiche, quindi siamo veramente, se parlassimo di calcio sarebbe un'emergenza nazionale. Oddio, siamo l'ultimo paese d'Europa per il calcio, siamo l'ultimo paese d'Europa per internet e questa roba non allarma nessuno, pare, invece è sbagliato perché non c'è ripresa economica, non c'è creazione di posti di lavoro senza digitale, quindi diciamo il nostro futuro passa da là. Ecco, do il benvenuto ai nostri ospiti, esperti di comunicazione, Sebastiano Zanolli, benvenuto. Salve. E Alessandra Giraldo. Alessandra, tu sei stata nominata Digital Champion per la città di Treviso. Sì. Come si diventa Digital Champion? Beh, allora, innanzitutto Riccardo ha deciso di nominare le prime 100 persone che sarebbero state poi portavoce di questa iniziativa a livello nazionale. Lo scopo è proprio contaminare, coinvolgere i cittadini per far capire quanto importante è la diffusione del digitale, quindi non solo a livello di conoscenze e competenze ma anche a livello di acquisizione di quelle strategie di comunicazione che permettano proprio di entrare in rete con gli altri. Un aspetto molto importante è la conoscenza dei rischi nell'utilizzo di internet, perché oggi, come dicevamo appunto, siamo veramente con internet in tasca, siamo sempre connessi attraverso uno smartphone e anche i più giovani hanno la possibilità di entrare in rete, di navigare e entrare in contatto con le persone più disparate. Mancano forse delle regole che anche noi adulti al momento non stiamo utilizzando, quindi si tratta di fare da un lato una presa di coscienza della potenza di questo strumento che abbiamo, diffonderlo sicuramente con grande energia e senza paura, ma anche riuscire a capire quali sono i modi corretti per utilizzarlo. Ma quindi chi sono questi Digital Champion? Allora, siamo semplicemente delle persone già appassionate nella nostra vita di digitale, con le professioni più disparate, dall'insegnante allo studente, all'imprenditore, al programmatore, che già appunto nella loro esperienza personale hanno avuto a che fare e si dedicano per molte ore del giorno al digitale attraverso i social media, attraverso il sito web, attraverso il mantenere contatti online oltre che offline. L'idea geniale di Riccardo, secondo me, è stata quella di mettere in rete potenzialità già esistenti, quindi non inventare nulla di nuovo, ma far conoscere innanzitutto tra di loro e poi alla cittadinanza la grande ricchezza di competenze e di persone che sono già attive. Da qui l'idea molto ambiziosa di averne
uno per comune in tutta Italia, come riferimento da un lato per gli enti pubblici, per i rappresentanti pubblici, proprio per dare informazioni, contatti, nuove idee e stimolo, dall'altro rivolto alla cittadinanza, una sorta di help desk da contattare online o offline, proprio per vedere cosa si può fare per progredire. Teniamo presente che in Italia ci sono le realtà più disparate, ci sono comuni dispersi in mezzo alle colline, alle montagne o comunque non raggiungibili dal digitale, e ci sono grandi città dove invece c'è il problema opposto dell'essere bombardati da informazioni e da comunicazioni. Quindi sarà un lavoro impegnativo. Sebastiano, tu non sei un digital champion, ma sei un esperto di comunicazione, un motivatore e quant'altro. Quali sono le competenze e le abilità che servono nella nuova società dell'informazione? Beh, la domanda è molto ampia, è ma grande, ti sfido con questa domanda. No, però possiamo provare a dare due indicazioni. Io direi che la prima cosa è avere chiari gli obiettivi che vuoi portare a casa. In assenza di un obiettivo ben chiaro in testa, le possibilità sono talmente ampie, quindi ciò che puoi fare e ciò che devi evitare di fare sono talmente numerose le opzioni che decidere diventa difficoltoso. Quindi uno, definire bene qual è l'obiettivo finale che vuoi portare a casa, quindi cominciare con la fine in testa. Il secondo punto, secondo me, ha a che fare con la creatività che tu metti in campo. La creatività di base è agganciare informazioni già esistenti in forme nuove. Questo detto così sembra molto semplice, in effetti invece diventa molto complicato, anzi diventa la parte fondamentale per comunicare adeguatamente, quindi mettere insieme in forme inusuali, nuove, innovative, qualcosa che già nell'aria c'è. La terza cosa che è molto connessa è la capacità di sporgersi fuori dalle abitudini consolidate, che si tradurrebbe in un uscire dalla propria area di comfort, il posto in cui tu stai a tuo agio. E questo ha a che fare con la tua psicologia, quindi è forse la parte più difficile, nel senso che cambiare abitudini diventa problematico. La terza cosa ha a che fare invece con un aspetto tecnico, che è la capacità di vendere le proprie idee, o meglio ancora la capacità di curare il proprio marchio di fabbrica, che può essere a livello individuale, può essere a livello aziendale, può essere a livello di un gruppo di persone, però in qualche modo tutto afferisce la capacità di convincere qualcuno o di influenzare qualcuno circa l'obiettivo che è in testa. La quinta nota che metterei dentro è quella relativa alla capacità di creare network, e quando dico network parlo della rete di relazioni. Le reti di relazioni sono i contatti che tu hai con altre persone, che vanno sviluppati prima necessariamente di averne bisogno, altrimenti diventa una cosa che ricade in una fattispecie commerciale, quindi se tu hai bisogno di me paga e tutto quanto si riduce a un semplice scambio commerciale. La capacità di creare reti e di creare connessioni invece è una cosa che precede questo momento di necessità e permette alle persone di apprezzarsi vicendevolmente da un punto di vista anche personale, umano, individuale, e questo crea delle ulteriori possibilità. Quindi questi 5 aspetti: obiettivi, creatività, flessibilità, comunque uscita dall'area di comfort, capacità di vendere le proprie idee e creazione di una rete di relazione, secondo me potrebbero essere 5 pilastri sui quali appoggiare un'azione comunicativa efficace. Soprattutto in un'epoca in cui il posto a vita non esiste più, è importante ricordarsi che quando non troviamo una strada ne apriamo una nuova. Sì, e anche qui, tanto per essere molto pragmatico e anche non ipocrita, questo non significa che sia semplice o che sia rilassante, anzi implica una presa di responsabilità talmente grande che moltissime persone ancora fanno fatica a conviverci, perché uscire da quel periodo storico in cui c'era il posto a vita ed entrare in una nuova era sembra avere solamente degli aspetti positivi, invece neanche di negativi. Uno fra tutti è che tu sei responsabile di quello che ti accade, e questo naturalmente è una scelta che per esempio le generazioni più giovani stanno facendo con più rilassatezza e convinzione di quanto non lo facciano le generazioni che l'hanno preceduto, che hanno vissuto quel periodo molto confortevole. Quindi sì, sono assolutamente d'accordo, va detto comunque ci sono dei costi da pagare. Per esempio, Alessandra, nel mondo digitale dell'informazione online è un settore in continua evoluzione, quindi anche le figure professionali continuano a crearsi figure nuove, bisogna aggiornarsi continuamente.
Beh, sicuramente questa grandissima opportunità che ci ha aperto Internet è da un lato appunto un'occasione veramente d'oro, perché ha velocizzato tutto, la comunicazione, la formazione. Teniamo presente che adesso si possono fare molti livelli di formazione online, essere aggiornati sulle novità di mercato, sulle nuove tecnologie e su modi innovativi di comunicare. E il punto forte secondo me è il passaggio di idee e di confronto che può avvenire online tra risorse, tra persone diverse, perché molto più di un tempo adesso si può entrare in contatto con persone magari geograficamente lontane, che possono essere delle ottime opportunità sia lavorative sia di crescita personale. Questo si può vedere sia dal punto di vista di possibilità di lavoro, proprio con dei lavori impensabili fino a qualche anno fa, sia dal punto di vista della socializzazione, perché permette di entrare in contatto anche con mondi culturali lontani dai nostri, o vedere quasi con i nostri occhi delle cose che prima bisognava andare a vedere di persona. E anche a livello di creatività, secondo me, permette ai nostri ragazzi di confrontarsi senza tutti quei muri che fino ad oggi magari hanno un po' ostacolato la comunicazione. C'è sempre il rovescio della medaglia, imparare a usare bene questi strumenti, perché ovviamente ci sono i pro e i contro. I ragazzi oggi sono molto pronti e veloci ad utilizzare tutti questi nuovi canali. Forse siamo noi adulti non ancora preparati a essere educatori in modo adeguato. Dopo la pubblicità invece parleremo di blog con Sebastiano, che ci spiegherà l'arte di creare un blog. Quindi pubblicità, torniamo tra poco. Bentornati, stiamo parlando di comunicazione digitale e in particolare di blog. Ormai è comune avere un proprio blog, ma per farlo è un'arte. Infatti Sebastiano, spiegaci come fare un blog che funzioni. Beh, vabbè, anche questa è una di quelle domande che magari meriterebbe una giornata di discussione, anzi spesso se ne parla veramente tanto, però tanto per dire qualcosa che possa essere utile e che sia probabilmente utile più a chi il blog non ce l'ha, perché chi ce l'ha di base è una persona che già bazzica parecchio sul web, e sul web c'è moltissima bibliografia, consigli, suggerimenti utili per tenerlo, quindi più che per chi già ce l'ha, io direi due cose per chi non ce l'ha o che accarezza l'idea di averlo, e darei questi due blocchi fondamentali. Da una parte il blog, una volta settato l'obiettivo, il perché avere un blog, quindi avere una finalità per questo blog, ipotizzo che qualcuno ce l'abbia solamente per estrinsecare le sue opinioni personali e farle sapere a un pubblico, altri invece hanno proprio delle finalità anche di tipo economico e quindi magari vuolerci anche creare un mestiere sopra. Per i primi c'è poco da dire, se è una finalità completamente personale uno può scriverci assolutamente quello che vuole e non c'è un ritorno particolare aspettato, mentre per gli altri che vogliono avere magari anche un ritorno economico, lì sicuramente la prima necessità è scrivere di qualcosa che interessi il prossimo, e quindi la prima domanda è: cos'è che interessa al prossimo? E di solito al prossimo interessa qualcosa o qualcuno o qualche ragionamento che risolva dei problemi, che risolve i problemi di una determinata audience, di un determinato gruppo di persone. Quindi il blog di solito è correlato all'esistenza di un audience, quindi di un gruppo di persone che ha gli interessi o delle necessità che in qualche maniera si legano l'una con l'altra, e quindi tu parli di qualcosa che a quel gruppo interessa, e questa è la prima cosa. Se non quindi esiste... deve avere un tema quantomeno, deve avere un tema, deve avere non qualcuno... un diario dove scrivo tutti i miei pensieri. Sì, questo cadrebbe nella prima parte, cioè, tu hai un diario, tu ci scrivi quello che vuoi, è completamente... Non è interessante sapere chi è l'audience, tu lo fai in una maniera, è come buttare un messaggio nel grande mare e a chi arriva arriva, mentre altra cosa è avere una finalità. Del primo credo che sia irrilevante parlare perché è una scelta personale, del secondo invece è più interessante, e quindi devi avere un tema e devi avere anche un'audience interessata al tema. Detto questo, all'interno ci vuole una parte di competenza tecnica, quindi se c'è un problema tu ti riveli come esperto o comunque come testimone informato in maniera approfondita su quel tema specifico, ed è la parte, diciamo così, più tecnica di quelle che in inglese si chiamano skills, competenze risolutorie del problema. Per avere un blog che venga seguito, a mio parere, serve anche integrare questa competenza tecnica con
quella che potremmo definire dell'umanità, cioè quindi la tua visione personale, il tuo aspetto personale, perché è quello che si aspetta il pubblico, che oltre a dei consigli tecnici tu mostri anche la tua parte umana, ed è questa la differenza fra un blog e una testata giornalistica, è che nel blog ci sei tu, nella testata giornalistica ci sono molti giornalisti, una linea editoriale, mentre la linea editoriale tua è tua e tu sei la linea editoriale e tu sei tu. E quindi c'è una parte tecnica che deve esserci per interessare il pubblico e per fare in maniera che il pubblico in qualche maniera, o con l'immagine o con un ritorno di qualche sorta, remuneri il tuo investimento. Dall'altra parte però deve essere corredato di una forte componente individuale e quindi umana. Quindi avere la propria firma. Sì, esattamente. A proposito di blogger, ci colleghiamo ora con Andrea Gorgi Zuin, un ragazzo trevigiano che ha creato un blog, ilcamminodellamusica.it, dove racconta i propri viaggi e le ricerche musicali che fa in tutto il mondo. Ciao Andrea! Ciao! Ciao! Da dove ci chiami? Ti chiamo da Sarnath, che è la città famosa perché qui il Buddha ha dato il suo primo sermone. E cosa stai facendo in India? Allora, qui sono venuto per incontrare un progetto tutto italiano e anzi tutto trevisano, perché questi ragazzi fanno parte della scuola chiamata Progetto Alice, che è stata creata da 2 italiani, uno dei quali è tra l'altro ex direttore di Antena 3, fondatore storico della Trevisani nel mondo, dell'associazione Trevisani nel mondo e tante altre cose di Treviso, che a 50 anni ha deciso di trasferirsi in India per aprire questo progetto. In cosa consiste questo progetto? Questo progetto consiste nel dare a questi ragazzi un percorso di studi simile alle altre scuole, come ad esempio in Italia, legandolo però con un altro concetto di scuola, ossia la formazione dell'essere umano, l'apertura della mente, perché Valentino Giacomin, il creatore di questo sistema, questo trevisano, mi ha raccontato che è inutile preparare i ragazzi al mondo del lavoro se poi tra l'altro il lavoro non si trova. Bisogna dare ai ragazzi un'alternativa, e questa alternativa viene data loro insegnandoli a usare la mente nel modo corretto. Quindi alle lezioni di italiano, storia, matematica, inglese, qui si insegna meditazione, yoga, visualizzazione, partendo tutto dal concetto che la realtà che vediamo in realtà è una nostra illusione, tutto parte dalla mente. È per quello che la mente deve essere un organo che deve essere allenato per essere usato bene. Grazie Andrea, ciao bambini! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Beh, abbiamo sentito un cambio di vita importante, questo di Valentino, che si è trasferito in India per aprire una scuola. Alessandra, anche tu ti occupi di educazione. È fondamentale il tema, per esempio, dell'educazione digitale nei confronti dei giovani ragazzi che magari sanno usare internet, però è importante anche educarli sulla sicurezza, sulla privacy. Ma diciamo che il fatto di essere online e di navigare anche per un ragazzo, per un bambino molto piccolo, non dà direttamente loro la percezione dell'abbattimento delle barriere, del contatto diretto con altre persone. Per esempio un bambino o un ragazzino potrebbe non cogliere l'importanza di verificare l'identità dell'interlocutore. Online si possono incontrare delle persone nelle chat, nei social media, e non sono del tutto sempre preparati ad incontrarsi con estranei e avere gli strumenti, anche per l'età che hanno, con cui magari non rivelare informazioni personali o non entrare in contatto con persone non della loro cerchia di amici. È molto difficile a volte per loro capire che dietro un'identità si può nascondere invece, un'identità apparente si può nascondere invece un'altra persona con intenzioni ben diverse dalla semplice amicizia. Io a volte nelle scuole ho provato a fare il paragone come se fossimo in piazza, e a volte i bambini sgranano gli occhi dicendo: ma io questo in piazza non lo farei, non urlerei delle cose, non racconterei a tutti a voce alta quello che magari racconto in una chat pubblica, e non si rendono conto che è come essere in piazza. Questa percezione va pian pianino guidata, va sviluppata, proprio perché noi stessi, noi adulti, abbiamo dato in mano questi strumenti ai nostri figli, dal computer allo smartphone, in cui sono
veramente collegati volendo giorno e notte, a volte senza saperli neanche noi usare, perché moltissimi genitori non sono esperti, lo fanno perché comunque un cellulare in tasca dà una sicurezza anche ai genitori e non c'è stato questo passaggio, anche per la velocità con cui internet si è sviluppata, questi strumenti si sono sviluppati, non c'è stato il passaggio a come educo mio figlio ad usarlo. Qui ci sono dei passi importanti da fare, sia la scuola sia la famiglia possono impegnarsi a fondo su questo, innanzitutto con la consapevolezza che è una grandissima opportunità offrire al proprio figlio la possibilità di vedere mondi diversi, confrontandosi per esempio con bambini di altre parti del mondo, vedere quali sono le condizioni di vita in altre parti del mondo, perché noi figli del benessere a volte non immaginiamo neanche cosa sia una scuola senza l'acqua. Poter vedere fisicamente un bambino che vive in realtà completamente diverse, da un lato ti fa apprezzare quello che hai, dall'altro ti fa anche aprire le tue conoscenze a un qualcosa proprio con l'esperienza diretta. Da questo punto di vista, dicevamo prima, l'Italia è molto indietro nel diffusione del digitale e anche nella educazione digitale, e la realtà dei Digital Champions vuole essere una piccolissima proposta, perché ovviamente una delle tante che ci devono essere, per affiancarsi alle scuole e agli enti pubblici, prima di tutto per portare questa consapevolezza e poi per sviluppare insieme ai cittadini, alle scuole e ai nostri rappresentanti delle istituzioni dei percorsi proprio di crescita e di educazione. Ecco, a proposito di corsi, uno dei corsi che Sebastiano organizza è proprio su Facebook e il social marketing, quindi come si possono sfruttare queste opportunità della rete per avere della visibilità? Ma sai, quindi sia per un'azienda che per un privato. Un individuo, sì. E in generale la grande innovazione di social media è che ti permettono, quando parliamo di social media molto spesso parliamo di Facebook, perché la stragrande maggioranza di coloro che sono presenti sui social media nel nostro paese è presente su Facebook. Detto questo, la grande opportunità che i social media danno è un rapporto investimento-ritorno estremamente elevato, soprattutto la capacità di colpire esattamente il target, l'audience che è più interessante o interessata alla tua offerta. Quindi direi che fra tutte quante le caratteristiche interessanti che la rete e le opportunità che la rete dà, c'è proprio questa. Tu puoi decidere di mandare il tuo messaggio a delle persone che verosimilmente sono già interessate o che hanno delle caratteristiche specifiche e che apprezzeranno il tuo messaggio, quindi il ritorno, cioè quindi il tasso di conversione fra persone esposte al tuo messaggio e persone che poi usufruiranno della tua soluzione, della tua proposta, è estremamente elevato e poco costoso. Poco costoso vuol dire che con poche decine di euro tu riesci già a fare delle piccole campagne, delle micro campagne, e questo è adesso appannaggio appunto sia della grande azienda ma anche dell'estetista o della parrucchiera che vuole comunque far sapere delle cose a un pubblico adeguato. Ecco, questa è la grande innovazione da un punto di vista di marketing dei social media. E tra parentesi tutte quante cose che puoi gestire anche tu in prima persona. Una cosa nuova, nel senso che di solito una campagna marketing era figlia del direttore marketing, di gente che ci lavora addosso, pubblicitari, advertising. In verità puoi con pochissimi sforzi organizzartela da sola. Questa è un'enorme novità. E sul tuo sito, per esempio, parli di fare la grande differenza. In 2 parole, visto che mi piacciono le sfide. No, quello è un claim, perché il mio primo libro si intitola La grande differenza, e quando io parlo di queste cose è diventato un po' un claim, uno slogan, perché c'è una grande differenza fra ipotizzare delle cose e poi farle. Le persone che fanno la differenza sono quelle che, oltre a dirle, poi le fanno, e Quindi invitiamo tutto il pubblico a fare la differenza, ma anche a seguirci su Facebook, sulla nostra pagina Il Veneto in Transizione. Io ringrazio i nostri ospiti, Sebastiano Zanolli e Alessandra Giraldo. Vi do appuntamento alla prossima puntata di Veneto in Transizione.